MDN Veneto incontra Jacopo Massaro, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, caro signor Sindaco, noi l'abbiamo interpellata perché nella nostra consueta mattutina rassegna stampa qualche giorno fa abbiamo visto una notizia che ci ha interessato molto, che riguarda il tema della ludopatia. Abbiamo letto che il Consiglio di Stato le ha dato ragione su un tema molto importante. Ci vuole spiegare anche agli spettatori di cosa si tratta? Ma è un tema estremamente delicato che attiene alla modalità con cui si possono dare le autorizzazioni per la realizzazione delle sale slot. Ci sono alcune norme che lo Stato ha stabilito. E poi c'è naturalmente una potestà regolamentare del comune, cioè il comune può fare un regolamento e decidere alcuni criteri di dettaglio. E noi facemmo un regolamento, credo forse il primo in Italia con questa particolarità, e cioè facemmo un regolamento che diceva praticamente che non potevano aprire delle sale slot non solo vicino ad alcuni luoghi di aggregazione dove già la norma impedisce di aprire, vicino alle chiese, vicino alle scuole, no? Questi posti qua, ma noi introducemmo anche il concetto della distanza dagli sportelli bancomat, perché a nostro avviso, e anche interpellando alcuni esperti, il maneggiare denaro quando si è a poca distanza da una sala slot ovviamente può invogliare, facciamo sempre questa analogia un po' stupida però che rende l'idea. È chiaro che se io sono un ex alcolista e quindi cerco di non cadere in tentazione, farmi sedere a tavola e mettermi davanti un bicchiere con una bottiglia di vino stappata è sicuramente più rischioso che non avere sul tavolo la bottiglia di vino. È questa la nostra... Ecco. Allora introduciamo questo concetto dicendo: guardate, entro un raggio di tot centinaia di metri non possono aprire le sale slot. È capitato che una di queste sale slot, appunto, volendo invece aprire, anzi avendo avviato proprio una pratica per apertura, ha impugnato al TAR questa decisione del Comune di Belluno, e il TAR ha dato, quindi in prima battuta, parzialmente ragione alla sala slot, non demolendo l'impianto dello sportello bancomat, ma dedicandosi più ad alcuni aspetti meramente procedurali, dicendo ma dal punto di vista procedurale forse ha ragione la sala slot, e quindi ha dato ragione alla sala slot. Abbiamo quindi appellato, siamo andati in Consiglio di Stato, eravamo molto fiduciosi, abbiamo ben motivato, abbiamo ben sottolineato e spiegato la motivazione di questa decisione, e il Consiglio di Stato ha dato piena ragione al Comune di Belluno, dicendo che non solo il Comune è titolato a effettuare una scelta di questo genere, ma, e questo è il dato interessante e che farà giurisprudenza, ha anche detto sostanzialmente che l'idea della distanza dello sportello bancomat ha tutta una sua sensatezza e una sua ragionevolezza assolutamente condivisibili. Quindi è entrato anche nel merito dicendo non è un'invenzione del comune così tanto per mettere i bastoni fra le ruote, ma è una cosa che ha assolutamente un suo fondamento. Quindi questo si crea un precedente giurisprudenziale che credo sarà determinante nella formulazione di tutte le regolamentazioni di carattere comunale in giro per l'Italia. Sì, infatti colgo l'occasione proprio per sottolineare anche un altro aspetto di come la sua amministrazione sia molto attenta a quello che riguarda i temi legati alla sicurezza e al benessere dei cittadini. Lei è stato, proprio in virtù di questo collegamento fra sindaci e istituzioni, è stato a un incontro proprio in questo fine settimana, o sbaglio? Sì, sicuramente sono stato all'incontro di ALI, Autonomie Locali Italiane, che è un'associazione di comuni un po' di tutta Italia, insomma da tutte le parti. Sono stato proprio a Napoli in questo incontro, e lì abbiamo discusso un po' di alcune delle tematiche più rilevanti dal punto di vista dello sviluppo delle politiche che riguardano gli enti locali. Cioè il concetto, l'idea su cui lavoriamo in Ali è un po' quello di sviluppare un'idea di governo del nostro paese partendo dalle problematiche locali, ma anche partendo proprio dalla passatemi il termine, dalla capacità di governo locale, che non vuol dire che siamo più bravi degli altri, non è questo, è che noi siamo in prima linea, gestiamo le problematiche in prima linea, conosciamo il problema del singolo cittadino, cosa che naturalmente a livello magari nazionale è più difficile poter fare, perché non si possono conoscere l'insieme delle problematiche, no? Quindi noi cerchiamo sostanzialmente di portare avanti una serie di idee progettuali e di proposte progettuali verso il governo, verso le regioni, che partono dall'esperienza locale proprio per rideterminare i rapporti
nella modalità di governo dei nostri cittadini. Mi viene anche in mente scusi se la sto intrattenendo, ma lei ogni tanto mi dà uno spunto e io chiaramente lo prendo, certo. Lo colgo al volo. Mi viene anche da pensare in questi termini di autonomia. In effetti questa questione dell'autonomia rischia di essere pretestuosa, cioè voglio dire, non è che con l'autonomia la capacità delle singole figure istituzionali cambi o meno rispetto al ruolo che hanno nei confronti delle responsabilità nei confronti dei cittadini. Però diciamo questo meccanismo viene un po', mi sembra, mi dà l'opinione insomma, di essere un po' sfruttato in termini elettorali, ma non di carattere meramente tecnico. Lei che ne pensa? Sono assolutamente d'accordo con la sua analisi. La strumentalizzazione sul tema dell'autonomia è una strumentalizzazione palese, storica, se vogliamo, ed è stato il cavallo di battaglia ormai di tutti, no? Ha iniziato la Lega Nord tanti anni fa, all'inizio degli anni 90, e poi se ne sono appropriati un po' tutti, no? Fino ad arrivare anche a effettuare un intervento sulla Costituzione per rideterminare i poteri, no? Appunto i poteri a livello locale tra Stato, Regione ed ente locale. Il problema vero qual è? La verità sta in questo: ci sono due fattori che oggi penalizzano e bloccano l'azione di governo, soprattutto a livello locale. Il primo è che per quanto ampia possa essere l'autonomia di un ente, se non ci sono le risorse per gestire l'autonomia è inutile. Cioè, io posso avere la macchina, posso avere la Ferrari in garage, ma o ho la benzina per farla andare, o altrimenti la posso guardare e dire bellissima, ma non la potrò mai utilizzare su strada. È molto banale il concetto, ma questo è quello che oggi avviene negli enti locali. E questo è e guardate, risorse significa non soltanto risorse economiche, anche risorse per esempio di personale. Noi non abbiamo più nessuno, non abbiamo più i tecnici che possono andare a vedere come vengono effettuati i lavori sulle strade. Cioè, faccio degli esempi adesso molto banali: non abbiamo i vigili per andare a fare determinati controlli, no? Ecco. E questo è il primo concetto. Il secondo concetto è questo: non occorre andare a scomodare il concetto di autonomia. Basterebbe lavorare per fare in modo che vi sia una simmetria, vi sia un bilanciamento fra le responsabilità e i poteri che da queste derivano. Il vero grande problema oggi in Italia è che vede un sindaco è responsabile di qualunque cosa succeda nella città, qualunque. La cosa più assurda però è che la metà di queste cose che sono accadute nella sua città sfuggono alla possibilità del suo intervento, perché io non ho la possibilità di effettuare una serie di interventi perché me lo vietano le leggi, perché non ho le risorse per farlo, perché è competenza di un altro ente, ma alla fine ne risponderà il sindaco. Questo è il vero grande problema. Allora, la vera questione, secondo me, oggi a livello nazionale, e questo riguarda tutti i livelli di governo, è riallineare il tema delle responsabilità con i conseguenti poteri. Quindi, se io sono responsabile delle buche per la strada, faccio un esempio e non lo sto facendo a caso. Se io sono responsabile delle buche nelle strade, mi dovete consentire di tapparle, perché noi per 5-6 anni a noi è stato impedito di tappare le buche sulle strade, perché c'era il patto di stabilità per cui avevo i soldi ma non li potevo spendere, perché ci sono tutta una serie di regole per gli appalti, per cui se io ho urgenza di fare un lavoro non lo posso fare urgentemente. Perché ci sono altre 1000 motivazioni che non stiamo qua a dire, ma ce l'avete impedito. Allora il punto centrale è: se volete che io sia responsabile di questo, mi dovete dare il conseguente potere. Questa non è autonomia, è semplicemente il riallineamento di ciò che già esiste. Poi sullo sfondo c'è un tema di cui io sono profondamente convinto. Quando si parla di autonomia, quindi di dare maggiori poteri, li abbiamo chiesti anche noi, durante il Covid per esempio abbiamo chiesto adesso una serie, col decreto semplificazione ci sono dei poteri in più che ci vengono dati e che snelliranno alcune attività. Però c'è un concetto di fondo: quando si parla di autonomia ci si è sempre concentrati incomprensibilmente sull'autonomia delle regioni. Le regioni sono nate nella nostra Costituzione come degli enti che dovevano sostanzialmente scrivere degli indirizzi generali, delle cornici all'interno delle quali le autonomie locali, cioè le province e i comuni, avrebbero dovuto operare. Sono invece diventati degli enti di gestione, cioè sono dei piccoli ministeri, anzi neanche tanto piccoli, sono molto burocratici, molto lente, molto faticose da gestire,
e contestualmente non hanno la visione che possiamo avere noi a livello locale di quale sia la problematica sul territorio, perché hanno una dimensione che è comunque troppo grande rispetto, diciamo, alla visione territoriale. E quindi io penso che quando si parla di autonomia, oltre alle cose che dicevo prima, il concetto di fondo però è questo: guardate che se vogliamo parlare di autonomia e far ripartire l'Italia dal basso, bisogna puntare sui comuni, non sulle regioni che sono dei grandi ministeri, bisogna partire da dove il cittadino può inseguirti per strada e dirti tu sei il mio sindaco e adesso fai quello che ti dico io, perché così funziona con noi e non funziona così né con i ministri, né con il Presidente del Consiglio, né con i Presidenti di Regione. Assolutamente, sono d'accordo con lei, devo dire. D'accordo, signor Sindaco, noi la ringraziamo per essere stato disponibile a rilasciarci questa intervista. Ci rimandiamo a un prossimo argomento, magari sul sito appariranno altre notizie che incuriosiscono la nostra attenzione e proveremo ad importunarla di nuovo per renderci un'altra intervista. Molto volentieri, grazie e buona giornata a voi. Grazie, arrivederci. Mayday, Mayday, up and shoot, Mayday.